Matteo Vanzan è il responsabile del Banco Farmaceutico per il Veneto. Vanzan, siamo alla 18ª edizione assieme alla Regione su 19. Sì, diciamo che è una costante fissa, la Regione ci ospita sempre, ci dà sempre il patrocinio a questa iniziativa umanitaria che coinvolge centinaia e centinaia di migliaia di cittadini veneti che non fanno mai mancare il loro sostegno e il loro apporto alla giornata nazionale di raccolta. Ricordo alcuni dati: lo scorso anno sono stati raccolte nelle oltre 439 farmacie venete aderenti all'iniziativa oltre 32.000 farmaci per un valore economico di 70.000 euro circa. In tutta Italia sono stati raccolti oltre 376.000 farmaci per un valore economico di 2 milioni di euro, quindi una grande risposta da parte di tutti i cittadini, in particolare i cittadini veneti, che almeno uno su due entrando in farmacia ha fatto una donazione, e quindi mi rivolgo ancora una volta alla popolazione veneta di recarsi in massa sabato 9 febbraio nelle farmacie aderenti alla giornata nazionale di raccolta per fare un piccolo gesto di carità a favore di chi non ha la possibilità di comprarsi nemmeno un farmaco da banco.